Consigliere Oliveri, due rischi, lei ha detto, bisogna evitare in questa fase di nascita di questa nuova istituzione, la città metropolitana. Quali sono questi due rischi? Ma un rischio che avverto molto forte è quello di ritenere che questo nuovo ente fagociti i piccoli comuni. C'è molta preoccupazione tra gli amministratori comunali dei piccoli comuni rispetto a questo rischio, cioè di una marginalizzazione, se non addirittura un inglobamento all'interno della città, del capoluogo di Genova. Questo non deve essere, anzi, semmai questa occasione deve servire proprio per dare più forza, per valorizzare, per dare sostegno alle piccole realtà. In fondo, se c'è un elemento di continuità positiva tra la provincia e la città metropolitana è proprio quella di, diciamo, sostenere, dare continuità a un'attività che nel passato e tuttora nel presente si è dimostrata molto positiva e, vuol dire, anche dal dibattito di questo pomeriggio molti hanno sottolineato, cioè il fatto che la provincia ha garantito un sostegno, una collaborazione costante soprattutto nei confronti dei piccoli comuni. Io penso che questo tipo di missione deve essere confermato e se possibile rafforzato e qualificato anche dalla città metropolitana. Ecco, l'altro rischio? L'altro rischio è quello di, diciamo, creare delle eccessive aspettative, cioè la città metropolitana è stata descritta giustamente come motore di sviluppo, come occasione di crescita, le stesse funzioni che sono, diciamo, declinate dalla legge del Rio parlano addirittura di rapporti internazionali, insomma è un ente che ha delle funzioni molto qualificanti. Ecco, bisogna stare attenti, ecco, a non eccedere in aspettative che poi potrebbero rivelarsi vane anche rispetto a una situazione economica che non, diciamo, lascia al momento molte speranze, quindi io ritengo che questo nuovo ente deve, diciamo, puntare molto sulla concretezza, darsi delle priorità, lavorare su quelle e cercare di dare risposte ai bisogni del territorio, dei cittadini, delle imprese, ma ecco, commisurandole a quelle che sono le reali possibilità dell'ente.